Neve in abbondanza in tutto il paese, metri e metri immacolati che stanno creando problemi enormi in zone dove la neve solitamente non si vede, ma non sulle Dolomiti bellunesi. Solo qualche fiocco è caduto, già portato lontano dal vento, e si continua a sciare solo su neve artificiale. Neve artificiale e gran freddo, e la situazione diventa pericolosa per le attività all'aria aperta. 3 incidenti gravi con lo slittino negli ultimi 10 giorni a Cortina, incidenti gravi anche con gli sci. Cadere in queste condizioni è decisamente pericoloso. Si appellano al buon senso di turisti e residenti gli addetti ai lavori. Chiaramente a bordo pista ancora la neve naturale non c'è, quindi un po' di attenzione, sciare con la testa sulle spalle, con con rispetto delle regole. E sono in programma tutta una serie di incontri informativi per la sicurezza sulla neve, incontri pubblici coordinati dalla Prefettura ad Alleghe, Cortina, Sappada e sul Nevegal. In prima linea, come sempre, anche il soccorso alpino. Prevenire meglio, l'abbiamo già fatto ormai da tantissimi anni. Quest'anno saremo impegnati in Valzoldana come soccorso piste per tutto l'anno, compresi le serate. Poca la neve in quota, ma non va minimizzato il pericolo valanghe, soprattutto sui versanti a nord ha soffiato pericolosamente il vento, sono in agguato accumuli e lastroni. Bisogna saper rinunciare perché ne va di mezzo la sicurezza propria e del personale che poi dovrà andare ad operare.